Chissà se Shakespeare avrebbe immaginato che i giovani di generazioni venute dopo di lui avrebbero ancora marciato e lottato per amore, ma è un amore diverso, è un amore per la terra, per la natura, per il pianeta. Forse Shakespeare non avrebbe immaginato che le cose sarebbero andate così, ma le sue parole assumono oggi nuove sfumature di significato e il suo sogno di una notte di mezz'estate è ancora capace di parlare alle nuove generazioni e non soltanto. Ne parliamo insieme a Yuri Ferrini, interprete e regista dello spettacolo che vedremo nei teatri del circuito ERT. Benvenuti a tutti e a tutte dall'ERTE e benvenuto a Yuri Ferrini, grazie per essere nostro ospite di questa puntata del Teatro a Casa Tua. Grazie a voi. Dunque, Grazie a l'abbiamo già detto nell'introduzione, Sogno di una notte di mezz'estate, un classico di Shakespeare molto rappresentato, molto amato. Come mai insieme alla compagnia Progetto Urta avete deciso di affrontare questo testo? Era molto adatto. Io l'ho sentito molto con una spinta molto forte dai giovani della scuola che dirigo, che abbiamo fondato con Santi Briganti Teatro a Moncalieri, vicino a Torino, attaccata a Torino, e la Shakespeare School. E con i giovani della Shakespeare School avevamo già fatto uno studio su questo testo. E come spesso accade, poi rimane una specie di ispirazione in me, magari, e riesco poi, cioè ho voglia di metterlo in scena, in qualche caso prendendo magari qualche attore che faceva parte anche dell'edizione scolastica, diciamo, dell'esito finale, a volte no, però dipende, insomma. Cerco di prendermi i migliori della scuola, però naturalmente vorrei poter fare di più. Questo quindi era molto legato alle giovani età, insomma, ai ragazzi di oggi che hanno paura, come quando io ero piccolino c'era paura della guerra nucleare, e guarda un po' dove ci troviamo. Adesso capisco molto bene il panico dei ragazzi per la distruzione sistematica dell'ambiente, e quindi questo sogno di una notte di mezz'estate, che ha al suo interno una bella battuta di Titania che difende la natura contro gli alterchi dei due maghi, come se fossero loro la causa dei disastri della natura. Noi oggi sappiamo che non è così, non ci sono i maghi a disastrare la natura, a mettere il mondo fuori asse anche sull'amore tra i giovani, eccetera. È tutto rivolto all'amore giovanile, l'amore per il teatro, l'amore fra i giovani, l'amore per la terra. Allora abbiamo giocato con delle sedie dove dietro ci sono delle lettere su ogni schienale, giocando con degli anagrammi siamo riusciti a scherzare un po', ma a mandare anche qualche metasegnale al pubblico di riflessione un po' più profonda rispetto alle parole poetiche di Shakespeare, più profonda rispetto all'attualità, naturalmente. Certo, un ulteriore, diciamo, Un ulteriore piano. tono di spunto, di riflessione. Noi ci siamo incontrati 1 anno fa a Casarsa per una data del sogno e in quell'occasione abbiamo chiesto appunto a tutti gli attori, a tutte le attrici che cosa significasse per loro questo sogno. E tutti dal primo all'ultimo hanno parlato d'amore in tante sfumature, da tanti punti di vista diversi. Il sogno di una notte, quindi per voi è uno spettacolo sull'amore? Quali sono le sfumature che tu senti di più? Sì, sono i tre amori principali,
sono quelli degli innamorati, diciamo la linea narrativa degli innamorati, che come nei più classici testi di shakespeariani e non solo, anche di Molière, eccetera, partono dalle famiglie il padre che si oppone a un matrimonio, quindi devono fuggire. E questa è una prima linea di amore, la più evidente. Poi c'è un amore, l'amore tra Oberon e Titania è tormentato, almeno io cerco di metterlo in scena così. È vero, Oberon ha la crisi dei 50 anni, va in giro con le pastorelle e questo fa arrabbiare Titania e litigano di continuo. In realtà poi c'era questa storia del bambino, noi l'abbiamo cercando di portare quello che per noi non significa più nulla, cioè avere un paggio per noi non significa nulla. Allora abbiamo trasformato questo bambino nella volontà di Oberon di occuparsene come padre, insomma, quasi fosse una coppia che ha adottato un bambino indiano senza la mamma, che muore di parto, e quindi hanno questo amore contrastato, diciamo. E poi c'è una terza linea che è quella dei commedianti, cioè l'amore per il teatro. L'amore per il teatro fatto però da persone che non fanno quel mestiere. Ed è molto divertente che Shakespeare già in qualche modo narrasse delle compagnie amatoriali. Evidentemente magari c'erano, cioè andavano a teatro, vedevano quanto era bello e provavano a fare delle storie anche loro. E lì ci mette in scena degli artigiani che fanno questo disastro di spettacolo da offrire al duca e alla duchessa la sera delle loro nozze. Quindi c'è anche quella linea amorosa di Teseo e Ippolita, ma è meno evidente, cioè è meno sottolineata da Shakespeare, meno è in primo piano, insomma, è un po' il secondo piano. Ci sono tante linee amorose che si intrecciano. Noi abbiamo aggiunto quella per la terra. Infatti, diciamo, c'è una sorta di racconto subliminale sul cambiamento climatico che emerge dalle parole stesse di Shakespeare e quindi dal vostro lavoro sul testo. Che cosa avete trovato tra le È, parole è così incredibile, così tanto tempo fa? c'è una battuta di Titania che noi abbiamo solo aggiunto un verso riguardo agli orsi, abbiamo messo che gli orsi si aggirano affamati sul ghiaccio che si scioglie intorno a loro. Questi sono i due endecasillabi che abbiamo aggiunto, ma per il resto Shakespeare stranamente descrive, adesso non vorrei fare quello che nega il cambiamento climatico, perché 400 anni fa già descrive dei comportamenti strani della natura, no? Che però sono quelli di oggi, cioè i fiumi che abbondano, che straripano gli argini, tutto in poesia meravigliosa naturalmente, oppure le carestie, le malattie, le pestilenze, cioè le pandemie, c'erano, non venivano probabilmente vissute con la consapevolezza di oggi, ma con forse più fatalismo, non lo so. Di fatto abbiamo segnali di un dissesto idrogeologico anche all'epoca di Shakespeare, che ne so, a Londra pioveva probabilmente, come sempre, si esce, no, con l'ombrello quando c'è il sole a Londra, è un classico, non si sa mai se pioverà, magari c'erano stati eventi catastrofici anche lì. In ogni caso abbiamo trovato questa meravigliosa e lunga battuta di Titania e l'abbiamo valorizzata, perché di fatto parla della natura che si ribella in qualche modo lì in questo caso nella storia la colpa sarebbe degli alterchi dei maghi. Diciamo così, se oggi i maghi sono quelli che maneggiano la finanza, allora ci sta, ecco. Cioè, sentire queste parole, questo tipo di riflessioni anche in Shakespeare, forse fa sentire anche appunto quel pubblico più giovane che ha come una forte sensibilità su queste tematiche, anche una forte paura, un po' meno solo, cioè come se ci siano stati in passato degli intellettuali, delle persone che hanno osservato qualcosa di simile al nostro e magari si può intuire
Sì, tra le parole di Shakespeare una strada, uno sviluppo per quello che verrà, an per come comportarsi. ma sì, non è che non ci dà sicuramente un insegnamento. Noi abbiamo poi aggiunto un finale, interpolato un finale di Mariangela Gualtieri, quando ci regalò 9 marzo 2020 quella bellissima poesia che intitolò con la data in cui tutti siam finiti in lockdown, insomma. Per la prima volta nella nostra vita siamo finiti ai domiciliari per una malattia, insomma, e quindi però era necessario. Io non sto dicendo che fosse non è, il mio non è un giudizio, è solo che questa bellissima poesia ci parla di noi, e sotto finale la facciamo, è Puck che ne narra un pezzetto che abbiamo girato in endecasillabi per non farlo sentire come un qualcosa di estraneo, ma sotto finale parla proprio della nostra incapacità di fermarci di fronte al disastro che è imminente. Ora, a me va benissimo di fare, non dico nomi e cognomi perché non li conosco tutti, anche se credo che siano poche famiglie a gestirsi la ricchezza mondiale. Di fatto sono loro i responsabili del disastro. Tutti noi possiamo fare la differenziata, possiamo occuparcene, però ci sono tirannie private che girano per il mondo, che non hanno niente a che fare con la democrazia, e che continuano a volere carbone, petrolio. Quindi il problema in realtà c'è da 100 anni, 150 anni, non di più. All'epoca di Shakespeare il carbone probabilmente lo usavano sì per scaldarsi, ma non c'erano le macchine a vapore. E paradossalmente si usavano i mulini a vento, era tutta energia rinnovabile quella che usavano all'epoca di Shakespeare. Quindi sono venute dopo, però i colpevoli sono loro, non i maghi. Sì, questo diciamo ci riconsegna un quadro di uno Shakespeare veramente di Un sogno di una notte di mezz'estate poi in particolare, perché è questo spettacolo che ha ancora molto da dire nel presente. Dicevamo prima, l'anno scorso l'abbiamo visto a Casarsa, ma non è la prima volta che presenti uno dei tuoi progetti all'interno dei teatri del circuito. Qual è il tuo rapporto con il Friuli Venezia Giulia, con il nostro pubblico? Bellissimo, è bellissimo. Intanto abbiamo 2 persone, che collaborano con noi. Una è Chiara Torre, che è di Latisana, spero di non sbagliare il paese, ma credo che sia proprio di Latisana, e poi Gianandrea Francescutti, che è il nostro capo tecnico, creatore anche di luci, di suoni, che è, il capo di una cooperativa di servizi teatrali, che ha sede a Casarsa della Delizia, quindi nel paese di Pasolini. Quindi insomma noi abbiamo un forte rapporto, veniamo spesso, a volte veniamo proprio nel teatro che gestisce Francescutti per provare e fare come abbiamo fatto nel caso del Sogno, e riportarlo dall'aperto al chiuso. È stato questo il lavoro che abbiamo fatto lì, e quindi diventa quasi un po' una vetrina. Col Friuli abbiamo un ottimo rapporto, il pubblico rimane contento, il che ci onora naturalmente, perché è sempre un incontro, una sfida, non si sa mai come va, no, non bisogna cantar vittoria, insomma. Anzi, ci prepariamo a questa tournée e anzi ricordiamole subito quali sono le date per, partecipare e venire a vedere a teatro Il sogno di una notte in mezz'estate. La tournée è abbastanza lunga, partirà il 9 dicembre da Tolmezzo, il 10 dicembre ad Artegna, l'11 a Spilimbergo e per chiudere 2 date a Monfalcone, il 12 e il 13 dicembre. Esatto. Quindi queste sono tutte le opportunità, diciamo, per seguire questo lavoro appunto di Yuri Ferrini di Progetto URT Ma nei no, teatri del circuito ERT. vedere una compagnia di 9 attori e 3 tecnici di questi tempi che gira, che va a Tolmezzo, a Spilimbergo, che va a Monfalcone, che insomma è già un teatro che fa 2 giorni, però che comunque gira, le vecchie compagnie di giro. Ecco, questa è una nuova compagnia di giro, e sono importanti le compagnie di giro perché
portano il teatro dove il teatro non c'è, cioè lo portano nei paesi, nella provincia dove vive il 70% degli italiani, che ha diritto e fame di teatro e sete di teatro e voglia di conoscenza. Certo, ci auguriamo e non abbiamo dubbi sul fatto che vi accoglieranno dei teatri pieni proprio nella distribuzione del territorio del nostro circuito. Insomma, Dunque cercate di non essere da meno. Finora l'Emilia Romagna ci ha regalato un sold out a Guastalla, a Cuneo abbiamo fatto 580 spettatori, quindi tutto pieno, murato, quindi sold out già 2 volte, facciamo 5 sold out e via. certo, questo quindi è l'invito al pubblico ad affrettarsi a venire a teatro, perché è uno spettacolo appunto che parla d'amore in tante forme, compreso l'amore verso il teatro. Poi Dunque io fa anche tanto ridere, per chiudere, nel senso che alla fine questi artigiani arriveranno a produrre, a realizzare uno spettacolo, ma ovviamente sarà un disastro e questo in genere il pubblico lo ribalta dal ridere. Quindi è anche solo per divertirsi va benissimo venire a teatro. Poi se rimane qualcosa in testa su cui riflettere, ovviamente noi non diamo risposte, solleviamo domande. In un'intervista mi permetto di dare qualche risposta, ma se no è un'intervista, ma in scena non si fa. certo, ed è giusto così. Dunque noi ti ringraziamo, appunto grazie Yuri Ferrini, e lo vedremo in scena con Sogno di una notte di mezz'estate. Grazie per essere stato ospite di questa puntata del Teatro a Casa Tua. Casomai sono io che ringrazio voi dell'opportunità di raccontare un nostro spettacolo e la nostra bellissima squadra, a partire da mi piacerebbe elencarli se posso, cioè ci stiamo? Certo, Possiamo certo, cer che i compagni di squadra, io faccio la regia, poi sono un po' più vecchio di loro ormai, si vede anche in queste foto, no? Però questa bellissima squadra, parto da Agnese Mercati, la ragazza vestita un po' qui di arancione, in realtà non è proprio quel colore, Maria Rita Lodestro vestita di verde, dietro c'è Michele Puleio, Stefano Paradisi, Rebecca Rossetti che è una maestra di questa, tutti loro sono ex allievi della scuola e io e Rebecca siamo insegnanti, quindi quella che fa PUC, dietro si intravede Federico Palomeri che è una colonna della compagnia, Chiara Mercurio che fa quella famosa Titania che dice quel pezzo bellissimo sull'ambiente e Paolo Arlenghi che è un'autentica sorpresa che farà il ruolo di Bottom. Grazie, appunto, grazie a te, grazie a tutta la compagnia e a tutte le persone che lavorano con voi, e Grazie. ringraziamo anche chi ci ha seguito e ascoltato fin qui. Ricordiamo che tutte le informazioni sugli spettacoli, sulle prevendite, le prenotazioni sono sul nostro sito rtfvg.it, dove potrete riascoltare e rivedere anche tutte le puntate passate del Teatro a Casa Tua. Grazie a tutti e a tutte e buona serata. Buona serata.